Amici telespettatori e appassionati sportivi di Sport Television, buongiorno dallo stadio Appiani di Padova, dove stanno scendendo in campo le formazioni primavera di Padova e Varese. Quarta giornata del girone d'andata del campionato primavera intitolato a Giacinto Facchetti. Scenderanno appunto le squadre allenate da Massimo Storgato e dall'ex calciatore che tutti ricorderete Maurizio Ganz, quindi nulla di fatto. Varese che comincia subito all'attacco col tiro del numero 9 Molino, che non trova però lo specchio della porta. Al centro si decide di andare per Legnani, che cerca il passaggio in profondità per Zamparo, murato dalla difesa del Padova, ancora Romano. E poi l'ultimo tocco, gran parata di Zaccagno, poi c'è fuori gioco, il pallone va in rete ma Molino si era ritrovato oltre l'ultimo difensore, Formigoni scusate, il numero 7, poi Coraini messo giù. Siamo proprio a ridosso della lunetta, c'è anche un'ammonizione, ci è sembrato di vedere. Ah, è seconda ammonizione, si trattava proprio di Romano, ammonito in precedenza, e quindi Romano finisce sotto la doccia dopo 40 minuti. Parte in questo momento Coraini col sinistro, la traversa di Coraini, sfortunato qui il numero 9 del Padova, e poi la difesa del Varese che libera. Passaggio per Formigoni, ancora Danieletto in avanti verso H che è anticipato, ruba però benissimo il tempo al difensore H, la palla sul destro, se la porta sul sinistro, fa secco un difensore, il tiro respinto di H, Coraini, il vantaggio del Padova, sesto minuto e 10 secondi, arriva proprio da parte di Coraini la prima marcatura del campionato del Padova. È pronto alla battuta Formigoni che arriva in questo momento, prova proprio Perini, traversa clamorosa di Perini e poi non riesce Coraini a ribattere in rete il tap-in. L'arbitro controlla che sia tutto in regola in area di rigore. Parte Scapinello in mezzo, mamma mia, c'è stato un liscio da parte di Molino che rischiava di mettere fuori gioco Zaccagno, che con un colpo di reni si è salvato mettendo in corner. Fondamentale l'opposizione di Vio che ancora una volta sbroglia la situazione. Poi il contropiede del Padova, c'è Giusti contro Ndoi, Giusti e Ndoi scusate, poi il palo di Giusti che forse poteva cercare Ndoi, ha cercato il tiro in porta, una situazione di 2 contro 1, ma ancora Formigoni che recupera palla, prova il tiro, l'ennesima respinta di Bordin. Padova che non riesce però a tenere il possesso della palla e finisce in questo momento la contesa. Il Padova trova i primi 3 punti del suo campionato, vince 1-0 col Varese qui allo stadio Appiani e sale a 4 punti in classifica. Prima vittoria, vedete la soddisfazione di Massimo Storgato che va a stringere la mano a Maurizio Ganz. Padova dunque batte Varese 1-0, decisivo il gol di Coraini al sesto della ripresa. Siamo qui con Coraini, prima vittoria stagionale, primo gol, non solo tuo ma stagionale appunto. Cosa si prova a segnare all'Appiani e portare la vittoria al tuo Padova? Ma io credo che un ringraziamento speciale va al mister, a tutti i miei compagni, perché hanno sempre creduto in me anche quando le partite non erano del miglior risultato, come Udine che si è rimasti in 10 dopo 20 minuti e insomma è una sensazione bellissima segnare un gol e penso che continueremo a far bene tutti come abbiamo fatto quest'oggi. Ecco, la stagione non è iniziata nel migliore dei modi comunque, però ci vuole per risollevare il morale. Sì, non è iniziata come volevamo noi, però sappiamo che anche quando giochiamo male la testa va sempre tirata alta e partita dopo partita dobbiamo dimostrare sempre il massimo di noi. Mister, prima vittoria stagionale, una partita molto sofferta, però meritata. Cosa deve migliorare questo Padova e cosa le è piaciuto? Ma soprattutto lo spirito che in queste prime 3 gare si era espresso, quindi il fatto di giocarla, di soffrire, di correre tutti assieme, quindi questo è lo spirito che mi è piaciuto. Oggi abbiamo avuto la bravura di far gol e di soffrire in certe situazioni. Abbiamo fatto delle ottime giocate e dobbiamo lavorare nelle conclusioni, ma lo sapevamo anche prima a prescindere da questa vittoria, e oggi l'unica pecca che abbiamo avuto è di non chiuderla prima, perché abbiamo preso 2 pali, 2 occasioni clamorose, quindi bisogna chiudere prima perché poi si rischia di pareggiare una partita che si meritava di vincere quindi complicare il lavoro, visto anche poi magari un paio di situazioni di infortuni
infortuni che hanno pregiudicato alla squadra di stare molto alta, e quindi abbiamo sofferto. La prima vittoria è arrivata qui all'Appiani, secondo lei è un fattore che ha determinato anche i suoi giocatori? Ma questo è uno stadio importante, uno stadio storico dove ci ho giocato anch'io, e quindi ha sempre un ottimo fascino, però è chiaro che il campo tra Brescia e qua poi si deciderà. È chiaro che adesso in questo momento verrà rifatto perché sinceramente il campo, il manto è un po' precario.